Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati al nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Iniziamo subito con il campionato di Serie A perché è stato un weekend ricco di partite interessanti con spunti importanti per la classifica. Partiamo dalla partita di sabato alle 15 in cui si sono affrontate la Roma e il Genoa. Partita che è terminata sullo 0-0, ma negli ultimi minuti c'è stato l'episodio decisivo, in quanto la Roma era riuscita a trovare il gol del vantaggio con uno splendido tiro di Zaniolo da fuori area. L'azione però è stata rivista ed è stata annullata per un fallo precedente. Successivamente il calciatore romanista ha perso la testa, prima ha calciato fuori un pallone e poi ha inveito contro l'arbitro, meritandosi l'espulsione diretta. Così la Roma è finita beffata per la squalifica del suo giocatore e per il risultato finale di 0-0. Un punto prezioso invece per il Genoa nella lotta salvezza. La partita successiva è stata la più attesa della settimana, il derby di Milano. Si sono affrontate Inter e Milan. L'Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0, in seguito a un'ottima prestazione coronata da un gol di Ivan Perisic su calcio d'angolo, in cui la disattenzione dei difensori milanisti è stata molto grave perché hanno lasciato il giocatore croato libero di colpire al volo senza nessun difensore nel raggio di un paio di metri. Nel secondo tempo l'Inter non ha iniziato con un ottimo atteggiamento in quanto ha deciso di aspettare la squadra avversaria lasciando ai rossoneri il pallone. I cambi operati da mister Pioli sono risultati decisivi. Infatti il Milan, un po' fortunatamente, è riuscito a trovare il gol del pareggio con l'attaccante francese Olivier Giroud, che prima ha recuperato il pallone a metà campo. Successivamente ha servito lo spagnolo Brahim Diaz, il cui tiro deviato è rifinito sui piedi del francese che ha segnato da 2 metri in scivolata. Poi, soltanto 3 minuti dopo, sempre l'attaccante numero 9 rossonero ha ricevuto palla dentro l'area di rigore, con un fantastico stop di tacco si è girato e con un sinistro a giro ha fulminato il portiere interista. Nei minuti successivi, dato che il gol del 2-1 è arrivato al 78esimo, l'Inter ha provato in qualche modo a rimettere in piedi la partita, ma sono mancate proprio le idee di azioni pericolose. Il Milan ha così portato a casa 3 punti fondamentali perché hanno riavvicinato la squadra rossonera all'Inter in classifica. Classifica che ora vede l'Inter in testa per un solo punto di vantaggio sul Milan e sul Napoli. Un Napoli vittorioso a Venezia sul risultato di 2-0, ritorno al gol per il nigeriano Osimhen. L'Inter però ha ancora una partita da recuperare contro il Bologna, quindi è potenzialmente con 4 punti di vantaggio, ma nel prossimo weekend dovrà andare a Napoli a sfidare la squadra azzurra. Quindi l'Inter attesa da un momento molto importante della sua stagione. Vittoria roboante ed esterna anche per la Lazio, che all'Artemio Franchi di Firenze ha battuto per 3-0 la Fiorentina. Una partita in cui fondamentalmente non c'è mai stata storia e in cui è ritornato al gol Ciro Immobile, l'attaccante italiano che è in testa alla classifica marcatori della Serie A. La vittoria più sorprendente però è stata quella del Cagliari, che a Bergamo contro l'Atalanta ha battuto la squadra nerazzurra per 2-1. Decisiva la doppietta dell'attaccante uruguaiano Gaston Pereiro. Inutile il gol del pareggio del difensore Palomino e soprattutto decisiva per la sconfitta l'espulsione del portiere bergamasco Musso. L'Atalanta che vede avvicinarsi sempre di più in classifica la Juventus, la quale, dopo un grande mercato invernale in cui ha comprato l'attaccante più promettente della Serie A, cioè Dusan Vlahovic, pagato quasi 90 milioni alla Fiorentina, ha vinto in casa allo Juventus Stadium per 2-0 contro l'Hellas Verona. Una vittoria che è stata sbloccata proprio dall'attaccante serbo Vlahovic e suggellata sul risultato di 2-0 dall'altro acquisto Zakaria, un centrocampista svizzero preso dalla Bundesliga.
Passiamo ora alle Olimpiadi invernali che si stanno disputando a Beijing, cioè Pechino, quindi in Cina. L'Italia attualmente nel medagliere vede una medaglia d'oro, vinta da Arianna Fontana nei 500 metri pattinaggio di velocità, una gara molto difficile, soprattutto la finale, in quanto c'è stata dapprima una falsa partenza e poi una caduta proprio di Arianna Fontana in prima curva. Dato che è stata causata da una sua avversaria ed è successa nel primo tratto di gara, si è ripetuta la partenza. Questa volta Arianna Fontana è stata fregata in partenza dall'olandese che è riuscita ad ottenere la prima posizione, ma poi con un magistrale sorpasso all'ultimo giro è andata a vincersi la gara. Arianna Fontana che diventa l'azzurra più titolata alle Olimpiadi invernali, anche grazie all'argento vinto nella prova sempre sui 500 metri, ma mista, a squadre. Cioè hanno partecipato 3 atleti maschili e 3 atleti femminili. E lei ovviamente era in squadra, dato che è la nostra campionessa. Le altre medaglie sono arrivate dallo sci, in cui nel gigante femminile Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento, e sempre nel pattinaggio di velocità, ma sui 3000 metri, dove Francesca Lollobrigida ha vinto la prima medaglia della spedizione, che è stato un meraviglioso argento. L'Italia ha anche un ottimo bronzo, vinto da Dominic Fischnaller, che alla sua ultima gara in carriera ha finalmente agguantato la prima medaglia olimpica. Le notizie positive però non terminano qui, in quanto Sofia Goggia, l'atleta sciatrice italiana, è partita per Pechino ed è quindi in grado di disputare la prova di discesa libera. Ricordiamo che soltanto 3 settimane fa aveva subito una lesione al menisco, quindi le auguriamo un grande in bocca al lupo, sperando di festeggiare qui una sua eventuale medaglia. Per questa settimana è tutto, amici di Uno Sorriso in Più. Ci vediamo settimana prossima con aggiornamenti sulle Olimpiadi invernali, sul campionato di Serie A e sulla Coppa Italia, in quanto si disputeranno i primi 2 quarti di finale tra martedì e mercoledì. Quindi un saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao!